Benissimo, oggi ci occupiamo di un tipo di finale veramente molto complicato, che è quello che si ottiene con alfiere, cavallo e re contro re. Andiamo ad esaminare questa posizione. Ti premetto però che la posizione di partenza è stata scelta in maniera molto ottimale, poiché potrà capitare che il re si trova qui, il cavallo qui e l'alfiere lì, il che sarebbe stato veramente un casino poi cercare di dare scaccomato. Quindi partiamo con una posizione che è semplificata, quindi ci sarà più facile capire come dare scaccomato in questa posizione. Cerchiamo di capire perché si può dare scaccomato in questa posizione. Abbiamo detto che esistono solo diversi modi per dare scaccomato con cavallo e alfiere, ovviamente il re. Una delle condizioni essenziali è che il nostro alfiere deve essere dello stesso colore, quindi un alfiere campo chiaro, deve essere dello stesso colore in cui vogliamo stringere il re nell'angolino. Infatti il nostro alfiere, che è campo chiaro, è dello stesso colore di dove vogliamo andare a stringere il re nell'angolino. Se il nostro alfiere sarebbe stato campo scuro, non sarebbe più stato possibile dare scaccomatto in quell'angolo lì, ma l'avremmo dovuto dare in quest'altro angolo. Quindi questa è una delle condizioni essenziali. Poi, perché abbiamo messo il cavallo e l'alfiere in quella posizione? Perché sono affiancati al re e perché sono entrambi su case bianche. Questa è una delle posizioni più forti in cui è possibile mettere re, alfiere e cavallo. Perché? Anche se non ci fosse stato il re, il fattore è che l'alfiere bianco si muove solo su case bianche e il cavallo messo su casa bianca si muove solo su case nere. Questa, eccetera. Quindi, avendo un pezzo, praticamente è come se avessimo un alfiere nero posizionando il cavallo sul bianco. Quindi questa è la condizione ottimale per riuscire a dare il maggior attacco a questi due potentissimi pezzi. Quindi in questa posizione sono messi in maniera veramente ottimale. Infatti solo questi due pezzi riescono a limitare l'entrata del re. Inoltre con re al centro il re è chiuso nell'angolino, perché ora andiamo a esaminare il re nero in che casi può andare. Può rimanere in può rimanere in B8, può andare in A8, può andare in A7, può andare in B7, può andare in C8 e può andare in D8. In queste case invece non può andare, quindi il re non può andare a destra di D8, quindi è confinato in quest'angolino e quindi questo ci va bene. Andiamo a vedere quindi come continuare. Abbiamo detto che dobbiamo spingere il re nell'angolino, quindi per farlo il nostro primo obiettivo sarà quello di muovere il re in modo tale che andrà a spingere pian piano il re nero nell'angolino. Quindi questo sarà il nostro piano, andiamo ad effettuarlo. Re D6, re C8, re E7, re B8 e re D8. Quindi questo nostro primo piano è stato messo in pratica. Quindi abbiamo tolto la possibilità al re nero di andare sulle case C8 e D8. Ora proseguiamo sempre con lo stesso obiettivo. Re B7, re D7, re B8 e ora c'è una mossa nuova da tenere sempre a mente. Alfiere A6. Perché questa mossa? Perché adesso andiamo a vedere. Il re ovviamente andrà a cercare di catturare l'alfiere con re A7 e ora l'alfiere andrà in C8, restringendo ulteriormente la possibilità di far muovere il re. Infatti il re non potrà più andare qui e non potrà più andare qui, quindi il re praticamente è confinato ora a poche case disponibili. Quindi con questa mossa di alfiere siamo andati a chiudere ulteriormente le vie di fuga dell'avversario. Quindi ora tocca
al re nero. Metto alfiere C8, re B8. Ora sfruttiamo il fatto che il re nero ha solo poche mosse a disposizione, quindi noi dobbiamo mandare il nostro re in C7. Per farlo andiamo prima in D8, il re nero è costretto a muoversi e dopodiché il re in G7, e anche questo obiettivo è stato raggiunto. Ora, sapendo che il re nero può andare solo in A8, A7, non può andare altrove perché qui c'è l'alfiere, qui c'è il re, quindi l'alfiere non lo possiamo spostare perché ha il compito di bloccare A6. Il re non lo possiamo spostare perché ha il compito di impedire la fuga via B6. L'unico pezzo che possiamo spostare è il cavallo. Ora tocca al nero, re A8. Ok, ora cavallo E7, re A7, cavallo C6, scacco. Ovviamente l'unica casa di fuga rimane sempre A8 e alfiere B7. Ora sì che è scacco matto.